Ok, buongiorno a tutti. Che il Signore ci benedica in questa domenica speciale. Oggi ricorre il 21esimo anniversario della Chiesa Battista Agape. 21 anni, siamo già oltre l'adolescenza, stiamo diventando giovani, dovrebbe essere passato il periodo, no, della maturlana, come si dice da noi, e dovrebbe essere il momento in cui noi stiamo crescendo veramente tanto nelle vie del Signore. C'è una storia dietro di noi che è veramente meravigliosa, no? E dobbiamo ricordare oggi veramente che il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia, ok? E in questa gioia vogliamo anche raccogliere tutti quelli che ci stanno guardando da YouTube, e un grande saluto a tutti voi. E speriamo che questo giorno sia veramente un giorno in cui noi possiamo portare a casa una grande gioia per la gloria del Signore. Vorrei aprire questo culto con un testo biblico che rappresenta bene la storia della nostra Chiesa. Se hai la tua Bibbia, apri in Ezechiele capitolo 47 e noi leggeremo alcuni versetti di questo meraviglioso testo biblico che in qualche modo ho riconosciuto che parla di noi, ok? E dice così: egli mi ricondusse all'ingresso della casa, qua sta parlando della casa del Signore, ossia del Tempio, ed ecco le acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente, le sue acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda a oriente, ed ecco le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque ed esse arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi ricondusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco, sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi che da un lato e dall'altro. Egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque giungerà il torrente ingrossato vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là. Quelle del mare saranno risanate e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Ovviamente questo è un testo con delle figure retoriche, come si dice. Questo torrente che esce dalla casa di Dio rappresenta il Vangelo, no? Il Vangelo che piano piano all'inizio esce con un piccolo numero di persone, poi il torrente si ingrossa sempre di più fino a risanare le acque del mare. Il mare in tutta la parola di Dio rappresentano i popoli, no? Ed è interessante che però il Signore non vuole predicare il Vangelo attraverso gli angeli, vuole predicarlo attraverso la sua Chiesa. Come per Treviso, questa chiesa è cominciata con sole 17 persone, vero? 19 persone. Oggi noi abbiamo 5 chiese con una frequenza, abbiamo fatto un calcolo qualche mese fa, di circa 400 persone ogni domenica. Quindi questo fiume si è ingrossato, no? Ma voglio ringraziare la Chiesa che in qualche modo ha dato il suo contributo perché questo fiume potesse sanare queste acque, sanare tante persone. E oggi io e te siamo qua perché c'è stata una storia di 21 anni in questa Chiesa. Che il Signore possa darci non solo altri 21 anni, ma tanti anni, e vedere
questo mare di persone che hanno bisogno di essere risanate dentro, di essere evangelizzate, di essere guarite da tutte le ferite che il mondo ci fa. Io sono sicuro, cari fratelli, che se noi andiamo avanti così, se io e te diamo il nostro piccolo contributo, questa Chiesa diventerà piccola fra poco. Che il Signore possa aiutarci a fare questo lavoro sempre con entusiasmo, con gioia, con voglia di lottare per il popolo di Dio. Amen? Possiamo alzarci in piedi, preghiamo e dopo lasciamo la parola al gruppo di lode per l'adorazione. Nostro Dio, nostro Padre, grazie. Grazie perché possiamo essere qua, Signore, non per i nostri meriti, ma per i meriti del tuo figliolo Gesù che ha pagato per i nostri peccati sulla croce. Questo fiume, Signore, che abbiamo visto in questo testo biblico, siamo noi che portiamo il Vangelo, siamo noi, Signore, che lottiamo per la tua causa. Grazie, Padre, per ogni vita, per tutte le mani che hanno fatto qualcosa, Signore, in questi 21 anni, perché potessimo arrivare qua. Io ti prego di benedire grandemente ciascuna persona, Signore, che è qua, nelle altre chiese e coloro che ci guardano da casa. Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che il tuo Spirito, Signore, possa parlare a ciascuno di noi questa mattina e darci una spinta, Signore, perché questo fiume possa diventare ancora più grande. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, è ovvio che non ci possiamo dare le mani ancora, ma ti chiedo di girarti, di dare uno sguardo di amore al tuo fratello, di dirgli Dio ti benedica nel nome di Gesù. Dio vi benedica nel nome di Gesù. Amen. Amen. Noi ringraziamo il Signore perché ci ha portato fin qui. Oggi noi possiamo celebrare, gioire nella presenza del Signore. Quanta acqua è passata sotto il ponte. Ma noi siamo qui e noi ricordiamo di quello che Lui ha fatto per noi, di quello che Lui è per noi. Amen? Amen. E noi stiamo cantando questa canzone adesso e apriamo il culto questa mattina con questa canzone che cantiamo per la prima volta, che ricorda delle misericordie del Signore che si rinnovano ogni mattina e che Lui ci ha portato fin qui e ci guida sempre e per quello noi vogliamo gioire e celebrare il suo nome. Amen? Cantiamo insieme, noi cantiamo per la prima volta, questa canzone è una canzone della nostra Chiesa e quindi che tu possa cantare con orgoglio dicendo questa canzone è la canzone della nostra Chiesa, l'ha fatta per noi, per lodare e onorare il nome del Signore. Amen? Amen. Cantiamo insieme. Sono su di noi, sono così tante che non le posso contare, non sono degno di stare davanti al suo trono, ma il suo sangue versato mi ha giustificato, i miei peccati ha lanciato in fondo al mare, cancellati ma più se ne ricorderà. Una sua promessa, appartengo a Lui, sono nuova creatura del suo Spirito. Voglio adorare a Lui, celebrare, gioire in Lui.
tua mano è su di me. Voglio adorare, donarmi a Lui, celebrare, gioire in Lui. Voglio amare per sempre.
meraviglioso Padre. Tu sei quello che è con noi, tu sei quello che sei misericordioso verso di noi, tu sei quello che ci conduci, tu sei quello che guarisce, tu sei quello che ci accompagna, ci conduci. E se io sono qua a parlare, resterò fino a domani mattina, perché tu sei un Dio meraviglioso, sei un Dio che ci ama, che ci ha amato per primo, come abbiamo cantato prima, Signore. E noi lodiamo il nome del Signore questa mattina e diciamo che Lui è il nostro Padre. Il Signore è quello Dio meraviglioso che mentre noi dormiamo, Lui sta lavorando per noi. E Lui ci conduce e ci dà lo Spirito Santo per chiarire le nostre menti, per dire ecco, è così che devi fare. Ci ha lasciato tutto, ci ha lasciato un manuale di iscrizione, manuale della vita, che è la sua parola, il pane, l'acqua. Il Signore è il Dio meraviglioso che io non so vivere senza di Lui. Non riusciamo a vivere, Signore. La tua parola dice: senza di me non potete fare nulla. E noi questa mattina noi ringraziamo il Signore perché noi siamo qui in tanti per gioire, per consegnare questo culto a Lui, onorare il suo nome e ringraziare per tutto questo tempo, per questi 21 anni che Lui ci è stato accanto e ci ha alzato ogni mattina e ci ha dato la nostra libertà di annunziare il suo nome. Amen. Alleluia, il tuo nome, Signore, ricevi la nostra al mio cuore.
lo sei, sono amato da te. Sono io, proprio io. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi. Dio, tu sei un buon padre. Sua chiesa. Tu lo sei, tu lo sei, sei amato da te. Sono io, proprio io. Alleluia, tuo nome, Signore. E noi vogliamo essere collegati a te, Signore, come la vite ai tralci per dare tanti frutti, Signore. Come tracci alla vite, mi collego a te. Io voglio fruttificare. Parlami, Spirito. Parlami, oh Spirito. Guidami, Signore. Io sono io, la casa tua. Come tralci alla vite, mi collego a te. Io voglio fruttificare. Signore. Parlami, oh Spirito, guidami, Signore. Sono io, la casa tua. È la tua parola, Padre, che è
Nosso Padre, quanto é precioso lodarti. Quanto é precioso, Padre, aprire a nostra boca. Quanto è prezioso, Padre, manifestare questo nostro amore per te con un cantico, con le parole. Quanto è prezioso sapere che tu ci sei. E quando affermiamo, Padre, usami, Signore, alla tua gloria. Quando facciamo queste frasi, tu cominci a venire in noi e trasforma la nostra vita in modo che possiamo essere più vicino alla tua grazia, al tuo amore, alla tua persona, e in questo modo realizzare una opera che solo tu puoi fare. Grazie. Celebrare l'anniversario della tua Chiesa oggi è celebrare, oh Padre, quello che tu hai fatto con la tua gente. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi. Oggi stiamo celebrando questo anniversario della nostra Chiesa e quanto è prezioso vedere quello che il Signore fa con noi, in mezzo a noi, come il Signore sta lavorando in questo periodo. E quando già che lavorando in questo periodo. E quando Jacqueline stava raccontando un po' questo, e sicuramente lei faceva parte di questa storia, lei insieme a Marcelo e tanti gli altri 19 persone che hanno iniziato quella Chiesa. E oggi siamo qua. Non so quanti siamo, quasi 200 persone. Alleluia, glória ao nostro Dio. E é qua che stiamo celebrando questo nome. É qua che stiamo celebrando o nome do nosso Senhor Gesù. E perciò che oggi noi stiamo con gioia, con allegria, perché in 20 anni abbiamo visto la grandezza do Signore. Se tu sei oggi con noi qua la prima volta, seconda volta, sei nostro ospite, è questa la nostra Chiesa. È questa la nostra identità come Chiesa. E cerchiamo di vivere questa grandezza dell'amore di Dio nella semplicità e un camminare e godere di queste grandi cose che il Signore fa con noi. Perciò questo culto oggi è una celebrazione per ringraziare, è una celebrazione per vedere, per sentire e camminare nei sogni e nei progetti del Signore. La Chiesa appartiene al Signore. La Chiesa è un sogno, è un progetto del Signore. Perciò che oggi stiamo qua a vivere questa bella esperienza. E adesso staremo qua oggi anche con il nostro coro. E che loro saranno guidando in adorazione ao nostro Dio. Una bellissima esperienza con Lui. Buongiorno. Buongiorno. Che piacere questa mattina. Per favore, coro, puoi venire? Abbiamo preparato 3 canzoni, 3 canti meravigliosi, speciali per oggi, e vorrei invitarvi a fare parte del nostro coro. Oggi è il secondo concerto che il nostro coro fa. Io sono sicuro che sarà un tempo di lode e adorazione al Signore. Amen? Un bel coro. Ogni venerdì alle 20 noi facciamo nostra prova del coro qua in chiesa e io voglio invitarvi a fare parte. Abbiamo bisogno di voce maschile. C'è uomini oggi qua, per favore, posso vedere? Dove? Alza le mani, uomini, per favore. Può essere in piedi, uomini, per favore. Uomini, in piedi. Per favore, per carità, Dio. Bravo! Che bravo. Guarda, Pastore Caio, quanto. Possiamo per favore invitare 2, 3, 4, 5? Per favore, abbiamo bisogno di voci maschili, abbiamo Romolo, Gaetano, Sorin, Roberto, io, ma abbiamo bisogno di fare un bel lavoro per Natale, altre certo che faremo, e sarà un piacere stare con voi prossimo venerdì alle 20 qua in chiesa. Dopo, quando fine il culto, puoi parlare con me o puoi parlare con ognuno del corista. Ok? E adesso faremo un canto che si chiama Canterò il tuo amore, di un coro molto famoso negli Stati Uniti che si chiama Brooklyn Tabernacle Choir. E adesso è meraviglioso vedere questo canto in italiano, perché io
sentiva questo canto in inglese, cantavo questo canto in portoghese in Brasile, ma è la prima volta che questo canto sarà in italiano. Io penso che è bellissimo. Emanuele, per favore, si può mettere il testo qua? Grazie. Cantiamo dell'amore di Dio. Amen. Grazia mi ha salvato con grande compassione, la tua fedeltà e tuo amore non cambieranno mai. Vedo la tua gloria e ora sono tuo. Cantiamo! Gloria
Io darò la gloria solo a te.
E ho insegnato o Rubens em 2 settimane, lui ha fatto tutto questo aí. Ah, sei um bravo discepolo mio. Che bello, prezioso vedere quello che Dio fa qua con noi. Emerson, un aiuto. Grazie. E grazie al nostro Dio. Quanto è prezioso vedere questo sforzo e questa gioia. Chi era qua nel giorno 17 di marzo? Grazie. 17 di marzo del 2001. Chi era qua? Ah, Letizia, Jaqueline, Marcelo. Lá in fondo chi ha alzato la mano che non riesco a sapere chi è. C'è Alzira, Branca. Será que em quel giorno voi pensate in questo, avere la chiesa oggi con quasi 200 persone? E la chiesa sparsa per questo Veneto? No, miracolo di Dio. Io in questo momento vorrei ringraziare a tutti questi che sono stati coraggiosi e hanno fondato questa chiesa, che è stato veramente prezioso. Abbiamo fatto delle palme a questo gruppo, ma possiamo ringraziare questo gruppo che quel 17 di marzo 2003 hanno avuto coraggio di iniziare la Chiesa Battista Agape. Che Dio vi benedica e sempre con coraggio. E loro ci offriranno pranzo questa giornata, ok? Ok. Facciamo qua la nostra meditazione oggi, 1 Corinzi 15, 58. Io non ce l'ho orologio, così se il culto va fino all'1. Adesso inserisco un orologio qua. Ok. Tu che sei a casa non puoi neanche sentire e percepire quanto è bello stiamo vivendo questo culto qua, ma che tu possa gioire anche con questa celebrazione con il nostro Dio. 1 Corinzi 15, 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi. Qual è la prossima parola? Incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra pigrizia nel Signore non è... Ah, non è pigrizia? Sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, l'opera del Signore è con fatica. E è quanto prezioso ricordare questa storia di questa chiesa di 21 anni fa, 19 persone, oggi siamo più di 300, abbiamo vissuto di domenica con più di 400 persone sparse in questo Veneto, ricordare in quella piccola sala, in quell'albergo, dopo va là sulla Volvo, dopo fonderia, siamo qua adesso e oggi la sala qua è piena e dobbiamo dire, è piena la sala. E quando la gente viene qua nella settimana, un giovedì, un venerdì, non c'è sala, non c'è spazio, sabato è pieno e noi cominciamo a pensare, questa è la Chiesa Battista Agape. Una chiesa che ha seguito una strada che il Signore ha guidato. Una chiesa che sta camminando in quello che il Signore sta inserindo nella sua visione, nei suoi sogni e progetti verso di noi. È questa chiesa obbediente, questa linea. Quando cominciamo a vedere questa chiesa, noi cominciamo a pensare, ma la chiesa passa per tanti problemi. Sì. E nel futuro saranno il problema ancora più grande, ma le benedizioni saranno ancora di più grandi. Perciò 21 anni di allegria, di battesimi, inaugurazione degli altri locali a Padova, anche a Mantova, la Chiesa Battista qua è stata, Mantova, Padova, Belluno, a Conegliano, a Verona, ossia la Chiesa comincia a inserire questa strada, le radici più profonde e più lunghe. Quante conversioni, quante le vite trasformate, quanti pianti, quanta gioia, quanta rilevanza di questa Chiesa, non soltanto nel Veneto, ma adesso in Ucraina, in Siria, in Tagikistano, in Venezuela. O quanto è importante vedere questa Chiesa rilevante, una Chiesa con resilienza, soffre, persevera, continua, cresce, non molla, la Chiesa che vede miracoli. E tante volte le persone, pastore, ma la Chiesa ha dei problemi, sì, grandi, ma la Chiesa vede la vittoria e non molla mai. Perciò la parola Chiesa è molto interessante. O significato della parola Chiesa è come se tu vai in un lago molto sereno e tranquillo e tu prendi una pietra e butta là. Che cosa succede? Mi piace tanto vedere questo. Comincia a venire piccole che cominciano a crescere e si espandere per tutto quello lago e va. La parola Chiesa è questo significato. Comincia da piccolo
una piccola onda e dopo cresce, 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 cresce. È questo il significato della parola chiesa, che è ecclesia, che significa un gruppo di persone, un'assemblea con un obiettivo in comune e che si va. Perciò Atti capitolo 1:8 è qua che noi dobbiamo imparare o significato di essere chiesa. E mi sarete testimoni dove? Gerusalemme sarebbe la nostra? Oggi qua la nostra Treviso, tutta la Giudea, tutto il Veneto, tutta la Samaria, tutto il Trentino, il Friuli, tutta l'estremità della terra, ossia l'estremità della terra. È lì che deve andare la nostra chiesa, che un giorno darà al pastore un púlpito, ok? Ossia, o quanto è significativo vedere che la chiesa sta facendo questa opera, non è in questo modo. Prima Treviso, dopo Veneto, dopo Friuli, dopo... No, allo stesso tempo. Questa espressione in Atti capitolo 1 sta dicendo, allo stesso tempo la Chiesa deve essere presente, rilevante dove è qua e dappertutto. Noi tanta volta abbiamo l'idea, primo qua e dopo là. Biblicamente non esiste questo. È allo stesso tempo. Perciò la Chiesa muore quando noi pensiamo soltanto a noi stessi, cerchiamo di risolvere i nostri problemi e dopo andiamo fuori. La Chiesa muore. Eu conosco tante chiese che non ci sono più perché pensavano a se stesso e erano le chiese che economicamente erano ricche, ma hanno perso la visione della opera del Signore e sono morte. La nostra chiesa è arrivata a 21 anni perché mantiene la visione di quello che il Signore ha chiamato a essere. Eu mi ricordo di una sorella della nostra chiesa, dell'ultima assemblea, perché abbiamo parlato della nostra situazione e tante volte la situazione economica non è semplice. E questa sorella ha detto, io ringrazio a Dio, ringrazio la Chiesa, perché nonostante la difficoltà la Chiesa ha continuato a crescere. I ministeri non si sono fermati, la Chiesa ha fatto ancora di più. E questa sorella, quando ha detto questa frase, io ero seduto lì in quella parte e io mi sono reso conto o quanto è prezioso vedere che questa è la Chiesa. Tante volte esiste quella linea che non è divina, una linea che non è biblica, una linea che pensa, no, prima risolviamo le nostre situazioni e dopo facciamo. No, la Chiesa morirà. La Chiesa deve sempre stare se espandendo e crescendo. E così Dio starà benedicendo la sua Chiesa. Perciò iniziare una Chiesa è semplice. Mantenere una Chiesa e finire la opera con questa Chiesa non è semplice. È necessario troppo coraggio, molto coraggio e molta forza. È necessario dipendere dal Signore. Perciò che noi dobbiamo andare fino alla fine con coraggio e con la visione e la chiamata di Dio. La Chiesa perderà la sua identità quando comincia a pensare a se stessa, nel suo proprio ombelico. La Chiesa perde la identità quando pensa troppo in se stessa. Perciò, come ho detto all'inizio, la Chiesa vive la semplicità. E è questa semplicità che deve espandersi dappertutto. Mi è piaciuto 3 domeniche fa, questa Chiesa qua c'era un gruppo di persone, una ventina di persone preparando le scatole per inviare in Ucraina. La Chiesa era là in Ucraina. Era là. E era una festa. Ero qua per un tempo e ho visto la gente lavorando, servindo qua con gioia, com alegria, com festa. È questa la Chiesa di Dio. Osea 4:6 c'è un testo molto interessante. Il mio popolo perisce per mancanza di soldi. No. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. La Chiesa perisce per mancanza di conoscenza, la mancanza della volontà, della visione del Signore. La Chiesa perisce quando non sta camminando dentro do princípio do Signore. Quando la visione del Signore, nella parola del Signore, è lì che a Chiesa comincia a crescere ancora di più. Noi tante volte pensiamo che sono nella parte economica, noi non siamo una SRL, noi non siamo una ditta, una organizzazione, noi siamo la Chiesa di Dio, che dipendiamo della presenza e della potenza dello Spirito Santo, che dipendiamo del Signore. Abbiamo responsabilità economica? Sì. Dobbiamo mantenere questo? Sì. Ma noi dipendiamo della potenza dello Spirito Santo in mezzo a noi. È questa la Chiesa del Signore. Perciò che noi dobbiamo distinguere una cosa molto importante. Qual è la missione della Chiesa e qual è la responsabilità della Chiesa.
E tante volte se noi non sappiamo distinguere missione e responsabilità, noi ci perdiamo. La missione della Chiesa qual è? Fare discepoli, punto. La missione della Chiesa è fare discepoli. Come consequência di fare discepoli, entra la responsabilità della Chiesa. O coro non è la missione della Chiesa. O coro è una responsabilità. Fa parte di una funzione. Il gruppo di lode non è parte della missione. La preghiera non fa parte della missione. Lo studio biblico non fa parte della missione. La Chiesa fa discepoli. Adesso, quando sono veri discepoli di Gesù, che cosa succedono? La Chiesa prega. Com discepolo de Jesus, la Chiesa studa a parola. Com discepolo de Jesus, la Chiesa adora. Com discepolo de Jesus, la Chiesa loda. Com discepolo de Jesus, la Chiesa contribuisce. Perciò, quando noi vediamo la nostra missione, che è fare discepoli, come frutto di questa missione, noi cominciamo a vedere adesso risultati di quello che la Chiesa ha vissuto nella sua missione. Perciò che Matteo 28:19 dice così: andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzando no nome do Padre, do Filho e do Spirito Santo. Perciò è un frutto, è conseguenza di fare discepolo, è tutto quello che noi viviamo. La Chiesa non ha come missione fare l'opera sociale, ma è frutto dei discepoli di Gesù che comincia a manifestare l'opera sociale. È risultato, è frutto di essere discepolo di Gesù. Perciò la nostra caratteristica qua come Chiesa è fare discepolo di Gesù. C'è un testo che mi piace tantissimo, quando Paulo stava facendo il suo congedo, stava andando a Gerusalemme per essere messo davanti ai giudici. E che cosa fece i suoi discepoli di Paulo? Piangevano con lui. Hanno sofferto con lui in quel momento. Quando eu leggo quello testo, eu comincio a pensare: será che io come Chiesa sto facendo discepoli? E quando vado via, la gente piangerà per la mia assenza? O la gente piangerà, meno male che già se n'è andato. Ma la mia responsabilità come persona o come Chiesa è fare discepoli. E il giorno che non sarà il mio congedo, la gente deve piangere perché è stata una storia nella mia vita. La Chiesa, quando vive questa responsabilità, sente questa mancanza, o quanto importante è. Perciò che la Chiesa fa discepoli di Gesù. Non è discepolo dei pastori, discepolo di qualcuno, è discepolo di Gesù. Perciò nella Chiesa di Dio è l'unica organizzazione che veramente ama. La Chiesa ama perché Gesù ama. La Chiesa serve perché Gesù serve. La Chiesa porta speranza alla gente, perché Gesù portava un messaggio di speranza. La Chiesa obbedisce a Dio, o Padre. La Chiesa segue la parola, come Gesù fece. La Chiesa soffre come Gesù ha sofferto. La Chiesa è perseguitata perché anche Gesù è stato perseguitato. Ma la Chiesa, soprattutto, vive questa esperienza di vita con Gesù. E vede un Gesù sereno, soffrendo, un Gesù in pace, facendo tutta la opera do Signore. É questa la Chiesa, nós siamo discepoli di Gesù e dobbiamo vivere la stessa esperienza. Perché che stiamo nella gioia oggi? Sicuramente il nostro Gesù in questo momento sta facendo un grande sorriso. Sicuramente in questo momento Gesù está insieme ao Padre lá, parlando di noi e parlando benissimo di noi. È questa la minha Chiesa. È questa la Chiesa che io amo, perché questa Chiesa si è cresciuta, perché è prosperata in questa storia. Perciò la Chiesa ama. Quando tu arrivi in questa sala qua, la cosa che io sempre sogno è che tu possa arrivare e sentendo l'amore di Dio. La Chiesa deve abbondare in amore. Tu devi sentire un abbraccio. Tu devi sentire uno sguardo d'amore. Tu devi sentirsi come se fosse a casa tua, o anche di meglio. Perché è questo che Gesù farebbe se fosse qua. E Gesù ha detto: Caio, tu sei ao meu posto, fai questo ao posto mio. Le persone che sono al tuo fianco oggi, sicuramente la maggioranza tu non conosci, no? Sì o no? O quanto è importante tu dire: benvenuto, benvenuto, io ti abbraccio nel nome di Gesù. Pastor, non si può abbracciare oggi, lo so. Speriamo che da 1 aprile si può dare un abbraccio in português, nella mia terra si dice di quebrar costelas, di rompere le costole, ok? Ossia dare quell'abbraccio di tenerezza, di amore, e dire quanto tu sei importante. La Chiesa non giudica nessuno.
Ogni persona che arriva qua deve sentirsi amato, perché è questo che Gesù ci insegna. Perciò noi vediamo un Gesù che prende le responsabilità, perché sapeva la sua missione era fare i suoi discepoli. E Gesù serviva ognuno. Quando eu vedo la Chiesa com fatica, incrollabile, eu comincio a ricordare una immagine di Gesù che è entrata nella mia mente questa settimana. Gesù portando una croce che era pesante. Quando eu comincio a ricordare questa immagine pesante di Gesù portando quella croce per me. In quella croce Gesù stava si ricordando di Caio e ha portato quella croce pesante, con fatica, era incrollabile, era lì e facendo per amore a me. E adesso eu comincio a pensare nella Chiesa. Tu fai la opera do Signore con fatica o per te, quando sei stanco, tu preferisci non fare? L'opera di Dio è con fatica, prospera con fatica. Perciò quando arriva un studio biblico, io sono stanco, io non vorrei andare. Eu sempre dico alla gente, se tu sei stanco e tu non vuoi andare in studio biblico, io pregherò a Dio che ti tolga il tuo lavoro, ok? Così tu non sarai stanco. Ci sono delle persone che passano tutta la notte giocando, no? Ma passare una notte leggendo la parola in preghiera, o tra poco noi faremo una velha di preghiera qua in chiesa, sai che tu farai con lo stesso entusiasmo? Ci sono delle gente che passano ore e ore e ore sprecando il suo tempo nelle cose banali. Ma la fatica nel Signore è pregare, è studiare. Puoi immaginare la Chiesa arrivando qua un giovedì sera e facciamo la riunione qua di preghiera? Con questo Gesù che mi porta la croce per me, una croce pesante. Eu devo vedere questo. E dove è la mia fatica nella opera do Signore? Scusa tu che sei a casa. E mi preoccupo tante volte quando membri della Chiesa, servi do Signore, sono a casa nelle domeniche mattina e non stanno servindo al Signore, non stanno vivendo la fatica, non stanno vivendo il sudore per la opera do Signore. E mi preoccupo, perché dov'è questo amore per Cristo Gesù? Io non sono un pigro nella opera, io sono un lavoratore, un servo del Signore Gesù. Ci sono le situazioni che io so che è difficile di uscire, ma noi abbiamo le condizioni di soffrire per questo nome, il nome di Gesù. Questa croce era pesante e era per me, era per questa Chiesa. E adesso eu devo prendere questa immagine e vivere questa esperienza di Gesù. Perciò Gesù fa questo in modo intenzionale, non è un acaso. Perciò in modo intenzionale eu devo continuare a servire ao meu Signore com intenzioni, com progetto, preparando-me, organizzando. Mercoledì sera, giovedì sera, io ce l'ho questo appuntamento e sarà con fatica. Domenica mattina io com intenzione mi organizzo per portare la mia famiglia a adorare il mio Gesù che ha portato quella croce per me. E questa è la Chiesa di Gesù. Nós siamo discepoli di Gesù o discepoli delle altre cose? Un discepolo di Gesù non c'è tempo difficile. Perciò la Chiesa forma discepoli. E se tu non stai vivendo la fatica per servire al Signore, tu non sei ancora un discepolo di Gesù. La Chiesa viva è di una discepola di Gesù che soffre, ma fa e vive con gioia questa opera do Signore. Quando c'è arriva quella pigrizia, quella stanchezza, io devo pensare, di chi io sono un discepolo? Di Gesù o della mia propria volontà? Dove è il mio sforzo? E quando la Chiesa vive questa fatica, questo impegno, questa responsabilità e comincia a vivere questa esperienza profonda con il Signore, io comincio a vedere Atti 2,47 che dice così: lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore che cosa faceva? Aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. La crescita è del Signore, non è mia. È il Signore che aggiunge gente qua dentro, le persone qua dentro. È il Signore che fa questa opera, perché il Signore ama questa Chiesa che vive con la fatica. Il Signore non inserirà le persone per essere salvate in mezzo a una gente pigra.
o Signore inserirà gente che saranno salvati in mezzo a una gente che vive la fatica della opera do Signore. La missione di Gesù ti fa vedere le funzioni, ti fa vedere l'agire di Gesù. La sua gloria sarà visibile nella Chiesa. La gioia di Gesù sarà visibile nella Chiesa. E non dipende delle circostanze, dipende di quando mi ricordo tutto quello che mio Gesù fece per me. Perciò la Chiesa è un luogo dove la gente trova vita. È un luogo che esiste vita. Non è un luogo dove esiste la tristezza, la morte. È un luogo di vita. Meu sonho è vedere che ogni persona che arrivi qua possa sentirsi amata, possa sentirsi valorizzata come lei è, come lui è. Questa persona possa arrivare qua e sentire qua io ho trovato questo amore di Gesù. Qua io ho abbracciato questo amore di Gesù. Qua io ho sentito quell'abbraccio di Gesù. È qua che io vorrei continuare a stare presente, perché io mi sento la persona che io sono. La Chiesa porta la gente a ritornare a essere immagine e somiglianza di Gesù, di Dio. La Chiesa toglie quella vecchia immagine che ti ha distrutto e inserisce la nuova immagine e somiglianza di Dio. Quello mio sogno è vedere questa Chiesa crescendo, ma non alla gloria umana, perché Gesù vuole vedere questo, Dio vuole vedere questo. Se tu arrivi in questa Chiesa e ti senti amato, amata, wow! Ma se tu arrivi qua e tu non vedi, non senti questo amore di Gesù, è meglio che questo cancello sia chiuso. La Chiesa è per sentire e vivere l'amore di Dio. La Chiesa si propaga nel tempo. La Chiesa si propaga nella storia. La Chiesa si propaga perché è il sogno e il progetto di Dio. Ma la decisione di essere Chiesa è mia, è tua. E questa è la Chiesa di Dio, dove deve abbondare il vero amore. Perciò il vero discepolo guarda in modo intenzionale le persone intorno a me per amare e non per giudicare, per amare. E quando eu entro qua, eu sento questo amore di Dio. Meu Gesù mi insegna questo, che questa sia la Chiesa di Dio. Perciò la Chiesa è per portare la gente al vero valore che la gente è. Tu sapevi che tu sei unica, unico e speciale? Tu sei la persona più bella che esiste su questa terra? Tu sapevi che tu sei? O no? Sì o no? Io lo so, e quanto eu mi amo, com tutta umiltà. O quanto è bello sapere o quanto eu sono prezioso agli occhi do Signore. E la Chiesa mi ha insegnato questo. È questa la Chiesa di Dio. È questa la Chiesa Battista Agape. Perché se questa Chiesa Battista Agape non fosse la Chiesa di Dio, in 2006 già era finita. In 2009, quando abbiamo passato una grande difficoltà, già era chiusa. In 2014, quando abbiamo passato por uma crisi molto difficile, le porte já erano chiuse per la Chiesa. Um ano fa, 2 anni fa, quando abbiamo passato novamente por um período molto difficile, questa Chiesa já era finita. Ma come è la Chiesa di Dio che ama e sente l'amore di Dio, hoje abbiamo qua questa sala piena, alla gloria del nostro Signore. Questa Chiesa che comincia in quella sala, in quell'albergo, hoje è a Treviso, hoje è a Conegliano, a Belluno, a Padova, a Mantova, a Verona. È sparsa. E chissà, prossimo anno possiamo dire, la Chiesa è andata a Trieste. La Chiesa è andata dall'altra parte. Amém, Chiesa? Com fatica, com servizio al Signore. La Chiesa non è per i pigri, non sono per i stanchi, non sono quelli che perdono la notte delle cose banali, ma quelli che veramente si sforzano per essere veri servitori del Signore. E questa è la Chiesa viva. Preghiamo e ringraziamo. Io di solito ogni anno, quando è l'anniversario della Chiesa, mi inginocchio per ringraziare il Signore. Io mi inginocchierò adesso. Se tu puoi inginocchiarti, noi faremo questa preghiera inginocchiati, ringraziando ao nostro Dio per questo periodo. Se tu puoi. Nosso Padre, nós siamo qua questa mattina a ringraziarti. A ringraziarti, oh Padre, perché questa linda, bella, meravigliosa storia, questa stupenda storia che tu hai creato con questa Chiesa,
questa ricca storia è tua. Noi siamo inginocchiati in questo momento, Padre, con il nostro cuore per terra per dirti che noi non siamo meritevoli di niente. È la tua gloria. Noi siamo inginocchiati dicendo, Padre, grazie, solo tu. Grazie, solo tu, oh Padre. Noi siamo inginocchiati dicendo, Padre, noi non ce la facciamo a fare niente senza di te. Dipendiamo solo di te. Grazie, oh Padre, perché finora tu hai benedetto questa Chiesa. Grazie. E ti ringraziamo, Padre, per tante benedizioni spirituali grandi e profonde che tu ci hai donato. E che questa Chiesa possa continuare a avere un popolo di servitori, impegnati a servirti con fatica, con sforzo, con priorità in te. Grazie, oh Padre, per questo tuo grande e profondo amore per noi. E ora, Padre, noi vogliamo chiederti nuovamente, continua con noi. Non allontanare la tua gloria, la tua presenza, la tua grazia. Non allontanare questo di noi. Noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno. Continua, Padre, a toccare nei nostri cuori e che ogni persona, Padre, possa vivere questa esperienza di fede con te, di gloria a te. Nel nome di Gesù, che le tue benedizioni siano con la tua Chiesa, con la tua gente, oggi e sempre. Amen, Signore. Amen. Amém, Chiesa? Non possiamo dare un abbraccio. Ma se è della tua famiglia, abbraccia la persona al tuo fianco. Se è una persona che tu ce l'hai tenerezza, abbraccia. E tu possa dire alle persone al tuo fianco, dica che Dio possa e continua a benedirti tanto. O quanto è prezioso partecipare di questa storia insieme a te qua. Che Dio ti benedica tantissimo. Amém, Chiesa? Amém? Amém. Dove è il gruppo qua che canta? Amém. Staremo cantando novamente ao Senhor, é um momento de oferta delle decime. É a nossa responsabilità. É quello che noi facciamo con gioia e allegria. O Signore ci ha donato tutto. E perciò questo momento è un momento di consacrazione. Tu che sei nosso ospite, tu vedrai qua, ma ci sono due maialini là, una maialina e un maialino. Sì, tutta questa offerta noi stiamo inviando in Venezuela e Síria. E stiamo aiutando. Se tu vuoi aiutare la Ucraina, basta prendere una busta che c'è indietro e scrivere Ucraina e noi stiamo inviando questo soldo per aiutare i rifugiati dell'Ucraina. Ok? Così il momento di offerta, le decime, è per tutti. Se tu sei nostro ospite, sei libero. Così noi facciamo questo con gioia nel nostro Signore. Qual è la musica? Voglio adorare te. Mentre cantiamo, offriamo questo con gioia e allegria. Possiamo stare in piedi. E se tu vuoi venire qua danzando, ballando, non c'è nessun problema. È con la gioia che noi faremo nel nostro Signore. Ma possiamo cantare e offrire al nostro Dio con allegria.
Marcelo, tu che sei membro fondatore di questa chiesa, prega ringraziando adesso il nostro Dio. Può pregare per noi. Signore, tu sei bellissimo, Signore, e la tua misericordia è arrivata fino a noi, Padre. Noi siamo felici, siamo contenti perché la tua Chiesa, Padre, è viva e efficace. Padre, la tua parola, Signore, è veritiera, possiamo confermare tramite le nostre vite, Signore. Alleluia, perché tu sei un Dio benigno, tu sei misericordioso e prendi cura di noi ogni giorno e mattina, Padre. Alleluia, grazie di tutto, benedici queste offerte. Padre, benedici, continua a benedire la tua Chiesa, così come afferma la tua parola. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amém, sim. Amém. Potete accomodarvi? Mentre o coro já se prepara pela última música, facciamo degli avvisi. Jonas mi ha chiesto qua un microfono. Vieni, Jonas. Questo carioca. Buongiorno Chiesa, vorrei fare un annuncio. La famiglia Vicaro e Cespedes vorrei fare un regalo per l'anniversario della Chiesa e anche per il matrimonio di Pastore Caio e Astridis. Tutto qui. Hai visto? Niente di male, avevo detto io. Grazie. Grazie, oh. Ok. 31 anni che mia moglie è felice. Anch'io. Ok, che bello, grazie per questo regalo. Sì. La Chiesa 21, noi 31, che bello. Ok. Va bene, gli avvisi. Avete percepito che all'entrata qua c'è qualcosina lá, non è un regalo, ma sono lavori che si fanno qua in chiesa nella settimana e noi staremo offrendo adesso come chiesa per aiutare la situazione dell'Ucraina e faremo come una lotteria. Non è peccato perché non è un scopo personale e neanche una dipendenza dei giochi, ma è una lotteria che questo ricavato andrà in Ucraina. Se tu vuoi partecipare di questa lotteria, puoi prendere con le persone responsabili, ok, che saranno lì, e aiutare. Sono €2 ogni numero e dopo a Pasqua noi staremo facendo queste estrazioni per vedere quello vincitore, ok? È una donazione di questo ministero di Patchwork e sono questi lavori che noi facciamo qua in settimana e noi vogliamo continuare a essere partecipi là in Ucraina, ok? Gli avvisi settimanali, incontro di preghiera, studi biblici continuo, partecipate, ok? Impegnatevi e è un sforzo meraviglioso e un frutto che trasforma la nostra storia e la nostra vita, ok? Prossima domenica non dimenticare che noi dobbiamo dormire una ora di meno, così il culto inizia alle 10:30, ma sarà come se fosse alle 9:30, ok? La lancetta deve andare una ora in più. Non dimenticare di questo prossima domenica. Ok? Le altre avvisi penso che sono queste. Pastore Sandro? No? Ok? Va bene. Grazie a tutti voi che siete con noi oggi, prima, seconda volta, che Dio vi benedica e che possiamo sempre camminare con questa gioia. Amen? Vogliamo sentire novamente il coro? Só 3 persone, gli altri possono andare via? Sì? Amen, va bene. Rubens Spada. Grazie. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Amen? È di questo che canteremo di nuovo, Total Praise, un canto che dice di questo aiuto dal Signore, di questo aiuto che ha sostenuto e aiutato la nostra Chiesa fino ad oggi, amen? Canteremo Total Praise. Che coro bravo, per favore, complimenti, che coro meraviglioso, bellissimo di nero, che bravi, complimenti. Sorin, Roberto, Gaetano, Romulo, 4 uomini, un giorno sarà 40, ok? Amen. Amen, cantiamo.
Sicuramente lui farà una foto, ok? Grazie, avremo 2 porte di uscita, di là e di qua, ok? Una buona domenica a tutti, che Dio vi benedica.